Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Joker Gaming. Allora, abbiamo finito la storia principale, allora è giusto fare il DLC, Left Behind. Andiamo avanti, comincia nuova partita. Messaggi, tutorial, coso... No, conosco i comandi a perfezione, iniziamo subito. Facciamo modalità normale. Nuovi dati gioco, perfetto. Che c'è? Sono le luci. Sta giù! Chi diavolo sono quei tizi? Coglione! Aia. Stai indietro, cazzo! Joel! Metti il braccio attorno a me. Forza. Siamo al sicuro. Joel. Joel! Ah, merda. Joel, dai. Ah, alzati, alzati, alzati. Devi dirmi cosa fare. Forza, devi alzarti. Joel! Riley. Ah, sono caduta sul fianco. Cazzo, pensavo mi avessero morsa. Lo so, è stato forte. Non vorrei uccidermi. Non ti vedo da... non so nemmeno da quanto. 45 giorni. Beh, 46 tecnicamente. Vuoi sapere che ho fatto? Fino ad ora ti ho creduta morta. Già. Tieni. Guarda. Non ci credo. Sei ancora in stanza da sola. Ho dormito sotto Alice per 3 anni e sai quanto puzzasse quella ragazza. Sei una luce. La conservi ancora? Ma che stai facendo? Voglio evitare che mi becchino in stanza con una luce. Rilassati. Su questo piano non ci sono soldati. Tieni, complimenti. Ehi. Siamo a posto. Siamo a posto? Sono scomparsa e sei arrabbiata. Sì. E ti devo delle spiegazioni. Andiamo via, ti racconto tutto. È quasi mattina e ho le esercitazioni militari. Sai, dove ti insegnano a uccidere le luci? Su, metti i pantaloni e andiamo. Sono una cretina. Forza. Siamo mai finite nei guai? Merda. Ah, dimmi che c'è qualcosa. Cazzo! Oh, ecco qua. Ok, ti giro sul fianco. Dio. Nastro americano.
Per un po' andrà bene. Cerco qualcosa per curarti, ok? Callus, dagli un occhio. Ah, il famoso cavallo Callus. Vado, ma torno subito. Promesso. Left behind. Ce la posso fare. Allora, vediamo. Non abbiamo assolutamente nulla. Allora, vediamo. Facciamoci un bel giretto in zona. Vediamo se c'è qualcosa da rancurare. Qui non c'è niente. Qui c'è, si può attaccarsi qua sopra. Sì, ah, si va al piano di sopra. Ma non c'è proprio niente di niente. Qui ritorniamo al punto di partenza. Vabbè, andiamo avanti. Qui non c'è nulla. Il nulla. Va bene. Allora andiamo su per le scale. Qua è il punto dove siamo arrivati prima, quindi niente. Niente, niente. Chiuso. Tutto vuoto. Non so. Ah, devo andare lì, mi sa. Fermaci a Weston. Speriamo bene. Mattone. Sempre buono anche quello. Mi segnava questo. Chiusa. Ah. Va bene, allora andiamo dentro di là. Ma come? Avete ingoiato le pillole e lasciato la bottiglia vuota. C'è qualcosa? C'è qualcosa? Niente.
Andiamo! Lo sapevo. Hanno già preso tutto. Vuoto, 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 tutto vuoto. No, no, non va bene. Proviamo ad andare dietro il bancone? E qua c'è un documento. Il farmacista. Che abbia qualcosa con sé. Il farmacista è impazzito e mi ha aggredito e l'ho colpito con forza e privo di sensi. L'ho chiuso nel negozio qui accanto a America Princess. Qualcuno lo soccorra. Combinazione 35 30 31. Mezza forbice. Oh, andiamo. Kit di primo soccorso. Ma come cazzo ci entro qui? Bella domanda. Vabbè, intanto andiamo a aprire la di là. «35 a destra, 30 a sinistra, 31 a destra». Ha funzionato. Merda, spore. Ho solo un mattone, non ho altro. Ah, qua c'è una bottiglia anche. Qui c'è un'altra mezza forbice e pezzo di stoffa. Che schifo. Guardate che ammassi di roba. Oh, cavolo. Non resuscitare, non resuscitare. Niente. Ma dov'è? Ah, la chiave. Ok. Oh, cazzo! Porca merda! Perfetto. Una Le chiave. chiavi a proposito La della farmacia. farmacia, va bene. Andiamo. Qui c'è qualcos'altro. Biglietto. Pensami mentre sarò via, mi mancherai, ma non troppo, Laura. Aspetta, l'uscita è... Merda. Ah, mi hanno lasciato una bottiglia di alcol, molto bene. Possiamo fare qualcosa? Assolutamente nulla. Allora, ritorniamo qui.
Vuota. Oh, ovviamente. Un elicottero militare. Lì ci sarà qualcosa. Aspetta, guardiamo qui in Resiste, giro. Joel. C'è qualcosa? No. Vuoto, qua dentro però. Vuoto. Ma proiettili di pistola non se ne trovano? Mm. Ah, abbiamo fatto il giro. Aspetta, prima di andare dentro lì. Noi dobbiamo andare là. Va bene, proviamo con anzi, vado per di qua. Io ancora non riesco a fare nulla. Salone bellezza, oddio, che papiro. Questo pomeriggio il maresciallo capo Larry Caulfield, credo si pronunci così, ha perso la vita con onore. Durante il volo, durante il volo di ritorno nella zona di quarantena il nostro paziente si è trasformato, deve aver inalato delle spore. Perché nessuno di noi aveva notato la presenza di morsi. Il paziente si è liberato dalle cinghie e si è avventato sul pilota, il maresciallo Sean Brandon. L'ufficiale Caulfield ha cercato di fermare il paziente anche durante la picchiata dell'elicottero, salvandoci la vita. Ci siamo schiantati sul centro commerciale di una zona rurale del Colorado. Io, il soldato Eugene Ellis e l'ufficiale Caulfield siamo stati gli unici a sopravvivere. L'ufficiale Caulfield è stato mosso sul collo dall'infetto. Mentre tentava di immobilizzare, ci ha mostrato subito la ferita, consapevole del suo destino. Ho agito secondo il protocollo prima che l'ufficiale Caulfield si potesse trasformare in uno di loro. Riposi in pace, capitano Reagan Francis, quarta divisione di fanteria, zona di quarantena di Denver. Vabbè. Niente a quel filo. Posso usare questo? Mi è successo un bel pezzo fa perché è pratica. Ci siamo. Sbrigati. Di qua.
Ci è mancato poco, eh? Sei una scheggia. Sono colpita. Grazie. Forza, dai. Saliamo su. Allora, come l'hai trovato? Prendi le luci. Sì. Ricordi il soldato che hai morso prima di rubargli la pistola? Sì, me lo ricordo. Quello è Trevor. Comunque, l'ho visto in strada e gli sono rimasta attaccata al culo. L'ho seguito in un vicolo e le luci mi hanno assalita. Poi mi hanno portata nel loro nascondiglio, da Marlene. Hai avuto paura? Ero terrorizzata. Pensavo che mi avrebbero sparato. Ma lei ha detto solo... Perché ci hai messo tanto? Mi stavo aspettando. E così ti ha arruolata nelle luci? La faccenda della guardia era solo in testa. Voleva capire se tenessi davvero alla causa. Ricercata per affiliazione alle luci. Eroe. Carli del diavolo? Mi ha chiesto di te, sai? Davvero? Dice che somigli molto a tua madre. La conosceva meglio lei di me. C'è qualcosa nei bagni? No, non c'è niente. Andiamo. Filiamo come schegge. Con chi ti vedi in questo periodo? Boh, non saprei. Con nessuno. E che mi dici di Tino e degli altri ragazzi? Come stanno? Riley, quelli sono amici tuoi. Ma tu ci parli. Sì, all'incirca. Hai già trovato la luce? No, che ridere. Scusa, non volevo offendere i tuoi compagni. Compagni? Ora credi fermamente nella causa? So soltanto che non sono un soldato. Va bene. Non sono compagni, sono colleghi di lavoro. Giorni in cazzo. Perché che male di qualcuno? Sono solo bravi a tenerlo. Hai incontrato altri infetti? Come parte dell'iniziazione mi hanno fatto uccidere un... Senti, possiamo parlare di qualcos'altro? Ok. Oh, merda, giù! Scusa, sono agitata ultimamente. Attenta, è bagnata. E senti, forse dovrei arruolarmi nelle luci. Ellie, è stata la prima cosa che ho chiesto a Marlene. Ti vuole al sicuro in quella stupida scuola. Io non dovrei neanche vederlo. Ma che le importa? Ha paura che io ti cacci nei guai. Cazzate. So cacciarmi nei guai anche da sola. Ah, lo so. È buono sapersi. Vediamo se c'è qualcosa qui in giro, ma qui ci facciamo male, quindi niente, via. Credo sia andata giù per di qui comunque.
Ma è quella là, Ehi, infatti. ti ricordi la prima volta che ti ho portata qui? Che ci facciamo qui, Riley? Ho una sorpresa per te. Cosa? È un dinosauro? Forse. Se è un dinosauro ti perdono tutto. Ancora un po' di pazienza e vedrai. Risparmi ancora per quella vacanza? Ogni centesimo. Tu? Ogni centesimo. Cosa avevamo scelto alla fine? Ehi là? Surf a Los Angeles? È vero. Surf a Los Angeles. Forza, muoviamoci. Sì, aspetta un attimo che finisco di dare un'occhiata qui in giro, eh. Qui? Ah, le avevo recuperate. Le pistole ad acqua, ma smettila. Vuoi dire che il capitan testa di cazzo te le ha ridate? Certo che no, mi sono infilata nel suo ufficio. Riley, ero riuscita a prenderle. Ma ti sei fatta beccare? Ma mi sono fatta beccare. Che ti ha fatto? 2 settimane di pulizie nei cessi. No, Ellie. Non hai ancora capito che devi scordartele. Non le riavrai mai. Un giorno le riavrò. Capitan testa di cazzo. Bella questa. Qui c'è qualcosa. Sembrerebbe di no. Là è chiuso, là è bloccato. Qua si va giù. Vediamo se c'è qualcosa qui, ma non penso. Non abbiamo trovato niente fino adesso. Infatti, non c'è niente. Non ci credo che Winston sia morto. L'hai saputo? Sì. Sai com'è successo? Non lo so. Vediamo che ci ha lasciato. Cosa? Questo è Winston? Cavolo, era un tipo affascinante. Bingo! Ne vuoi un po'? Certo. Ti avverto, non è birra. Grazie. Oh, Cristo! Tieni, è vomitevole. Te l'ho detto. Salute, Winston. È forte. Andiamo. Chi non beve in compagnia o è un ladro o è una spia, sembra stato. Andiamo giù per di qui. Qua si può andare dentro? No. Ma non credo ci sia qualcosa. Qui non c'è niente, qui è chiuso. Via. Che ne è di Princess? Beh, immagino che il morto Winston l'abbiano presa. Povero cavallo. Sarà là fuori terrorizzato. Diavolo. Princess Callus. Bah, nomi un po' bizzarri. Qui è chiuso. Qui non c'è niente. Dove mi stai portando? Qui si può andare dentro? Ellie, No. aiutami ad alzarlo.
Odio ste scerate. No, finiremo schiacciate, me lo sento. Sai che c'è? Forse ci conviene trovare un'altra via. Sì, Tipo per di là? va bene. Ehi, Riley. Senti, prova a spingerti su. E vedi se la apri da dentro. Buona idea. Riley? Stronza, è già la seconda volta oggi. Com'è che questo posto ci era sempre sfuggito? Vieni, ho la maschera perfetta per te. Riley, Perfetta! Guarda qua, che cos'è? Una specie di lupo mannaro? mettila dai. Sì, cazzutissima! Ruggisci? Roar. Ellie, sul serio. Un cazzo di ruggito! Sì, così! Vediamo che altro c'è qui dentro. Streghe, tombe. Penso che sia te, Mal. Schele veggente, poni un quesito se hai il coraggio. Ok. Moriremo entro oggi. Niente. Che fregatura. Devi ruotarlo, genio. Oh. È tragicamente improbabile. Che sollievo. Proviamo un'altra volta? Guiderò di nuovo un'auto? Lo sento nelle ossa. Bene. Dai, proviamo anche la terza volta, dai. Riuscirò mai a giocare a un videogioco? Le probabilità sono minime. Vaffanculo, teschio. Dai, facciamo anche la quarta? Mi cresceranno mai le tette? Vabbè. Gli spiriti non si pronunciano. Non mi sorprende. Dai, facciamo anche la quinta, dai, vediamo cosa succede. Un giorno ce ne andremo dalla cazzo di zona di quarantena? Nessuno può dirlo. Quindi è possibile. Ancora? Proviamo ancora. Riavremo mai le nostre pistole d'acqua? Gli spiriti dicono di sì. Ah, hai sentito? Dice che riavremo le pistole. Sono Ancora? fratelli. Devi accettarlo. Ah, ancora, bene. Sei una faccia da culo? Questo è assolutamente certo. Beh, direi che abbiamo finito. Ancora? Riley smetterà di fare schifo a poker? Sai che ti sente? I segni sono confusi. Ma c'è ancora speranza per te. Comunque no, ci ho rinunciato. Il poker è tutto tuo. Ancora? No, abbiamo finito. Abbiamo esaurito tutte le domande. Mettiamo su questa? Come ci sta? Oh, bellissima. Le pantofole di Rubino, che cosa ne hai fatto? Oh, cielo Toto, che cosa possiamo fare? Oh, cavolo.
Dai, mettiamo su questa. Tripla fenice. Che ne pensi? È adorabile. Ma grazie, piccioncina. La gente comprava questa roba. Non ci si crede? Wow! Sei una cretina. Sì. Qui c'è qualcosa. No, non c'è. E adesso dove dobbiamo andare? Ficcata quelle maschere. Cosa? Sono io l'addetta ai vampiri. Io sono il conte Dracula. In realtà è contessa. Io sono la contessa Dracula. Ecco. Va bene, allora, qui Ah, ho un'idea. Vedi quelle auto laggiù? Sì. La rossa è tua, la blu è mia. Lanciamo mattoni. Chi rompe prima tutti i finestrini della sua auto vince. Scherzi? Sono la regina dei mattoni. Ok. Chi perde risponde a una domanda, senza sarcasmo. Che gioco è? Verità o verità? D'accordo, scema, ci sto. Crash! E vai! Santo cielo. Sì! Due andate. Ma che... No! Faccio dove che che... era il mattone? Guarda, impara! Oddio. Ah, ti ho fregato il mattone. Bang! Cazzate! Sì, cazzo! Centro! Sì. Vediamo se ce la facciamo da qui. Ah, Perfetto. Per Man- pochissimo. manca un altro, ma eccolo qui. ultima! Bam. Sì! Regina dei cazzo dei mattoni! La mia aveva i finestrini più duri. Sì, come no, sfigata. Ok, ora la domanda. Ho paura. Allora... Che dice Marlene di mia madre? Non molto. Da quanto ho capito, erano amiche già prima dell'epidemia. Ah, ne ha detto che tua madre era un'infermiera. Un'infermiera? Litigavano e discutevano sempre, ma erano molto legate. Ti ricorda qualcuno? Già. Dai, devo farti vedere questa cosa. Ci siamo quasi.
Perché siamo venute qui? Questo posto mi dà i brividi. Ricordi quando pensavamo fornissero corrente solo a certe zone della città? Seguimi. Un attimo. Biglietto. Maggiore Banks. Quelle presenti le richiedo per la terza volta in altrettante settimane il rafforzamento del servizio di pattuglia nella mia zona. Il collasso della zona in quarantena degli Hertford ha portato in città un enorme flusso di rifugiati, molti dei quali pensano che il centro, per quali passano per il centro commerciale, sfruttando la scarsa presenza di soldati in zona. Sono persone disperate e in molti casi entrano in città infette. Come avrà letto dai miei rapporti, appena la settimana scorsa ho dovuto neutralizzare 3 al primo stadio. Capisco che le risorse scarseggino, ma se non rafforzeremo la sorveglianza, questo centro commerciale sprofonderà nella merda nel giro di un attimo. Vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo. Va bene. Tanto gliene frega un cazzo di quel che scrivo. Il suo umile servitore, sergente Winston Asher. Però simpatici, eh? Qui c'è qualcosa? No, niente. C'è qualcosa qua in fondo? Vabbè. Si scopre che l'intera città ha corrente. Hanno solo spento gli interruttori. Basta riattivarli e siamo a posto. È impossibile che funzioni. Che ti avevo detto? C'è luce in tutto il centro commerciale. Andiamo a scoprirlo. Pronta per lo spettacolo? Aspetta, io so cosa cerchi di fare. E sono contenta tu non sia morta. Intendo, è bello essere di nuovo insieme e Non volevo dirlo. Tutto quello che ho detto prima di andarmene, non lo pensavo davvero. Riley, sei una lagna. Hai cominciato tu, stronza! Cavolo. Sei pronta? Sicuro. Cos'è? Uno scherzo? Come cavolo faccio a salire? Ah, cosa c'è qui? Mattone, vabbè. Mattoni, tanti mattoni ci sono. Un minimo. Qui c'è polvere. Facciamo un giretto veloce. Una bottiglia. Mattoni. No, non c'è altro. Là c'è qualcosa, ho visto qualcosa, ecco. Là c'è qualcosa, non so se ci andiamo dopo o cosa. Ah, si può andare dentro per di qui. Carichiamo. Oddio! Gatto malefico.
gatto malefico. Andiamo. Perfetto. Oh mio Dio, è gelata! Cavolo! Vuoi farmi venire un colpo? Oh, diavolo. Eccoci qua. Fine della corsa. Niente. È a secco. Diavolo. Generatore. Le condizioni del soldato Ellis sono peggiorate, la fronte Scott non riesce a trattenere alcun cibo, forse ho commesso un errore, forse l'amputazione è stata tardiva, potrebbe approfittare di quando gli volto le spalle per... puntini puntini puntini. È il protocollo, contro l'infezione abbiamo eseguito la procedura con l'ufficiale Caulfield, abbiamo... puntini puntini puntini. Ma chi vogliamo prendere in giro? Abbiamo ucciso Larry. Ellis lo teneva fermo, mentre io gli ho sparato come un cane. Le sue urla mi tormentano ancora. Regan, no, ti prego. Non sono ancora spacciato, non farlo. Che abbiamo fatto, Ellis? Forse dovrei andarmene, mettermi in salvo. Mi dispiace, Ellis. Regan. Non ha corrente. Serve la corrente. Va bene ragazzi, allora facciamo una roba così. Io mi fermo qui. Perché mi fermo qui. Non abbiamo passato bene la zona dove eravamo prima, ma la ripasseremo dopo magari. Nel frattempo vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un bel like, di commentare e condividere, in modo da far crescere me, serie e canale. Come sempre un grandissimo grazie per la visualizzazione, a presto da Joker Gaming.